Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ci andiamo a divertire con un altro braccio e mente, visto che vi è piaciuto particolarmente, è il momento di andare. Partiremo con io che gioco e Andrea che mi suggerirà un pezzo da muovere, non mi dice né dove né quale dei due alfieri né quale dei due cavalli, io dovrò intuire e capire dove metterlo, sperando di intuire le sue intenzioni. Giocheremo una partita a 10 minuti contro un avversario del tutto rispettabile, giusto Andrea? Sì, sì, certamente, certamente. Allora io mando subito, cerco subito un rivale, non appena lo Tra trovo l'altro, per al sottolineare sito. la difficoltà del gioco, non è solo che uno dice quel pezzo lì, ma la tipologia del pezzo, no? Perché per esempio se uno dice pedone, magari ce ne sono 8, no, da muovere. Tutti gli Certo. altri pezzi ce ne sono 2. Adesso faremo ancora che poi appena è la partita mi passi il link, così io non potrò vedere le tue frecce, così vediamo come divergeranno i nostri pensieri, perché sempre i pensieri divergono per gli stili, perché gli stili possono essere diversi, no? Magari qualcuno è più aggressivo, qualcuno è più conservatore, c'è chi è attaccato al materiale, chi vuole attaccare a tutti i costi. C'è chi più Che... forte, chi meno forte, per esempio. Allora, E... qui che parametri hai messo per lanciare la allora, ho sfida? messo un meno 100 rispetto al mio punteggio e più 400 e 10 minuti non accettava nessuno, adesso 5 più 5 non sta accettando nessuno. Temo che bisogna cercare un'altra modalità ancora. Diamogli un attimo. Facciamo 5 minuti che 5 minuti sarà un sicuramente. suicidio, però ci divertiamo. Sì, 5 minuti o 3 più 2. mamma mia, 5 Tanto minuti. dopo, se vuoi, analizziamo la partita, se non sarà una catastrofe. Ecco, No, anche se è partita. una... Muovo subito Andrea e ti Sì, passo il link. fai la mossa, sì, prima che se ne vada l'avversario. Ok, Ok, vedo il siamo. link, vediamo, apriamo il link, vediamo la prima mossa, l'hai scelta. Per eh, cambiare. ok, quindi noi abbiamo il bianco, Sì. 4 di 6 giocatore con un 2174. Ok, pedone. Ah, 2174. Aspetta che esco dalla modalità tutto schermo perché... Oh, ok, perfetto. Scusa, pedone. Molto bene. Mm, cavallo. Volevo spingere in F4, volevo fare Ah, ok. l'attacco austriaco, mettere l'altro cavallo in cima. Ok, cavallo. Ovviamente, ovviamente, ok, adesso pedone. Ovviamente quando se faccio se entrambi i giocatori esprimiamo espressioni negative, non è che l'altra sia una mossa sbagliata, quella che ha fatto il compagno, ma è che magari semplicemente uno voleva fare un'altra mossa per questione di stile, no? Quindi dico, quando tu hai fatto cavallo F3 andava benissimo. Solo, Certo. ok, qua diciamo cavallo per non cambiare i pezzi. Ora facciamo alfiere. Ok, penso che possa andare bene qui. Ok? Sai che quando ti ho detto pedone un paio di mosse fa, quando hai spinto in E5, io pensavo al pedone in H3 per evitare l'alfiere in Ma G4. l'ho pensato, poi ho E detto, poter ma... mettere l'alfiere in E3 senza che venisse disturbato dal cavallo, l'ho giocato in un paio Ah, di ok, partite. ok. Però è questione di stile, penso che anche questa posizione non può essere male. Ma ora per curiosità, abbiamo l'incremento oppure... No, senza incremento, abbiamo 3 minuti e Ah, mezzo. non c'è l'incremento. Niente. Ok, facciamo alfiere. Meglio essersene accorti adesso che a 10 secondi, no, dalla fine. Alfiere, alfiere. Sì, sì, alfiere, sto pensando... Facciamo qui.
Io pensavo alfiere 3 in modo da consolidare il pedone in D4, no? In modo Ok, più... ok. Però, ok. Però questa va bene, va benissimo. Come dicevo, sono solo... esempio qua, Oddio. facciamo alfiere. Per esempio con l'alfiere in E3 col pedone in D4 difeso io volevo fare donna F3 qua, per Ok. esempio. Però se avessimo fatto donna F3 con l'alfiere in G5 lui faceva torre A7, rimaneva il pedone in D4 in presa. Ok, adesso facciamo... eh, giochiamo in modo spericolato qua. Facciamo... Sì, tanto si gioca per divertirsi, no? Donna. Voglio una vita spericolata. Tu volevi Donna. re sicuramente, no? Donna, oddio, donna. E non so se probabilmente forse era meglio muovere il re e arroccare corto, però va bene. Donna. Ora torre, che va bene sacrificare, però fino a un certo punto, no? A questo punto, ok. Facciamo, facciamo, non so, sto pensando, facciamo pedone. Sembra un attacco. Sì. Io ti dico, in realtà, la donna in D2 potrebbe essere esposta a cose tipo cavallo E4, B4 e cavallo E4. Io pensavo di Esatto. metterla in D3 prima, però che va benissimo anche Ok, così. ok. Ora, ok, lui va... però non, cioè, non è detto che magari in D3 c'erano altri problemi più gravi di cui non mi sto Certo. rendendo conto. No, ok, vediamo così, cosa vuole fare il nostro avversario? Vorrà cambiare le donne. Non so se è meglio lasciarglielo fare, ignorare, o è meglio... mm, 1 minuto e 25. 1 minuto e 25. Allora lo lasciamo cambiare, facciamo a rock, re, Ok, ok. perché è interessante quello che sta venendo fuori, no? Ora dovremmo correre, no? Dovremmo correre all'impazzata adesso. Mamma mia, mamma mia. Io non Però anche sono in un tipo... finale potremmo avere compenso di lungo termine, no? Ok, cavallo, ti passo la palla. Sì, molto bene in A4. Mi piace la casella in C5. Ok, Ok. a questo punto facciamo sì, donna, sì. Donna? No, aiuto, non vedo niente per la donna. No, ma infatti non c'è niente, penso. Ah, so cosa volevi fare. Sì. Come... No, Non... solo per togliersi, no, da trucchi. Ok. Forse c'era di meglio da fare, però una cosa di questo tipo Questa mi donna piace qui abbastanza. era più... teneva di più. Forse tu volevi muovere l'alfiere in H6, no? Forse, per sfianchettare. No, non lo Sì, so. sì, inizialmente l'idea era quella, però poi... No, non so, però anche così potremmo avere dei trucchi. Uh! Pedone H6 ha fatto. 40 secondi. Alfiere. Ora è morto. Ora è morto. È Alfiere. morto? Sì, dobbiamo guadagnare un tempo per poi fare... Ottimo. A questo punto, dopo la sua mossa, non saprò se dirti cavallo o torre. Entrambe le mosse, non so perché ha fatto H6 che ha indebolito il suo arrocco. Mai toccare i pedoni di fronte al proprio re, soprattutto in una situazione di questo tipo. Mai, mai farlo. Ok, facciamo 25. torre. Torre. Non so se è buona. Però è divertente almeno, no? Torre. Divertente, no? Decisamente. Però mi sa che perderemo di tempo.
quasi sicuramente ti dico già torre per la prossima, va bene? Torre, pedone. Ora perderemo di tempo. Però è stato un buon tentativo. Penso che qua la posizione dovrebbe essere re, cavallo. Non c'è tempo purtroppo. Donna, Cazzarola. ovunque, ovunque, ovunque. La peggiore casa possibile. No, penso che vada bene, non lo so, ma questa deve essere buona, cioè qua probabilmente con l'incremento bisognerebbe vincere. Il problema è che senza incremento, Nandi, torre, Ho fatto la prima che mi è venuta in sì, mente. cavallo, ah, No, no, cavallo no, e no. 6, sì. No, il problema è che senza incremento è un handicap È un troppo massacro. grande, però se vuoi possiamo vedere la partita, se vuoi. Ok, E, ok, ok. no, Allora vai nell'analisi. vado in analisi. Vado diretto dallo psichiatra in No, analisi. perché E allora qua, allora, io qua pensavo alla mossa, non so se sei alla mossa 3, quando hai fatto cavallo F3, io pensavo di fare cavallo C3, perché poi su alfiere G7, in caso di 3 cavallo C3 alfiere G7, ci sono dei sistemi più aggressivi dove hai libertà di muovere il pedone F. ok, Potresti giocare F4 alla mossa 4, ok. che si chiama attacco austriaco, puoi sviluppare dietro il cavallo, oppure giocare l'attacco jugoslavo, giocando alfiere E3, pedone F3, donna di 2, arrocco lungo, no? Con attacco promettente, no? Perfetto. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. E abbiamo giocato cavallo F3 alla mossa 3, no? Cavallo Sì, F6, cavallo C3 di mossa 4, alfiere G7. Ecco qua per questioni di stile, se sarebbe stato meglio magari dire alfiere così. Sì, la Pierce è un'apertura subdola contro questo sistema. Sai perché? Perché ci sono tanti sistemi possibili, no? Mentre magari è 4 e 5, il gioco è più forzato, no? Va in una direzione, no? Mentre qua ci certo. sono 1000 setup e quindi può esserci uno scontro di idee, no? Tra i tuoi compagni di squadra. Perché tu puoi dire che H3, che io pensavo alla mossa, non so se sei alla mossa Sì, sì, sono 5, alla... H3 è troppo lenta, sì, è lenta, no? Ha dei vantaggi e svantaggi, è questione di stili, però non tutti vogliono farla. E 5 penso che vada bene, di per, cavallo per anche va bene, no? Per mantenere le donne. Alfiere C4 va bene. Io pensavo alfiere 2 per giocare H4, H5 in modo molto violento. Bellissima, Però bellissima. non so, forse pensavo alfiere 2, io stavo già pensando di arroccare lungo qua, ma che non so. Ok, alfiere C4, l'ho fatto a 6. Ecco, dopo a 6, sai cosa pensavo? Io pensavo la più modesta alfiere 3, Ok. perché su B5 volevo giocare donna F3 intermedia, poi non so se sia Uh. buono o no. Perché così deve Bella, mettere la torre in A7 che è bella, sulla bella. linea dell'alfiere in E3, noi possiamo ritirare l'alfiere in B7, in B3, no? E su alfiere B7 possiamo pensare se giocare D5, mettere la donna in H3, no? E qua la torre in A7 è un attacco a Regis con l'alfiere in E3, il pedone in D4 è protetto e penso che abbiamo una posizione promettente, non so se sei d'accordo. Certo, 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 Sì, certo. alfiere G5 è più aggressiva, poi ti dico ciò che pensavo, alfiere G5 forse è migliore, però qua su B5 io pensavo di proporti donna F3, ma donna F3 è più rischiosa, no? Perché una volta che poi sposta la torre rimane in presa il pedone in D4, no? Certo, certo. Quindi così, poi forse qua, magari dopo B5 si poteva giocare posizionale, giocare alfiere E2 per metterlo in F3 sulla grande diagonale, no? Certo. Però ok, noi abbiamo giocato alfiere B3, alfiere B7, ecco qua, allora, a Rocco, no? Probabilmente è una mossa che non può essere male, no?
Arrocco corto, dopo alfiere B7, difendiamo G2, poi faremo torre 1, non so, donna di 2 o di 3, l'altra Sì. torre in D1. Eh, Gioco molto standard, no? io qui pensavo, Andrea, a F3. Come la vedi F3? F3 è che non mi piace molto perché perché siamo giocare F3 quando abbiamo ancora la donna in D1 in re al centro, perché magari lui potrebbe cercare una rottura con C5. Non so bene se deve Ok. provare a giocare Ok. cavallo di 7 C5 o donna di 6 e C5, addirittura sacrificare il pedone. Dà fastidio una rottura anche dopo F3, anche C5 subito mi dava fastidio. Certo. D per C5, donna C7, poi torre D8, magari va bene, non lo so bene com'è, Certo. però mi sembrava che F3 fosse un indebolimento Ok. senza... No, cosa ne pensi? No, no. No, poi magari va All'alba di benissimo. tutto ciò in effetti sì. Cioè, F3 è una mossa che mi piace più quando abbiamo già terminato lo sviluppo, no? Però in questa posizione mi piacerebbe di più creare un attacco senza F3, no? Cioè subito H4, H5 anche sacrificando. Ti Ok. dico cosa pensavo io? Io pensavo donna di 3, perché diciamo che lui gioca alfiere per G2, no? Sì. Cioè, torre G1. Ora lui è Sì. tornato in B7 in partita, no? Sì. Ora qua potremmo già avere gli stessi temi su G6, no? Per dire, Certo. potremmo pensare a giocare cavallo per G6 ancora. Wow, aspetta, H per G6 e qua su H per G6 prendere prima in F6 o giocare donna per G6 subito, prendere in F6 sembra buono e poi donna per G6 c'è un attacco fortissimo su G6, no? Certo. Per esempio lui giocherà alfiere per o e per, probabilmente meglio, donna per G6 e qua non si Sì, capisce bene come stai può dicendo su continuare. prima questa che è più precisa. Ok, sì, Quando, comunque scusami? quando noi sacrifichiamo il cavallo su G6, Sì, lui gioca H per G6, giusto? sì. E prima di andare subito con la donna in G6, Alfiere per F6 prima, no? esatto, Sì, 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 no, questa dice, sì, perché se prendi potresti prendere in G6, ma è più complesso, perché complicarsi la vita, no? è vero, è Prendi vero. in F6, mossa forzante, non hai investito niente, non hai effettuato investimenti di Certo, materiale, e dopo catturi in assolutamente. G6 con attacco terrificante, no? E per Ok. F6, donna per G6, lui potrebbe dare uno scacco in E8, allorché spostiamo il re in F1 e non ha più scacchi. E ora i Certo, punti deboli G7 ed F7 sembrano decidere la partita, no? assolutamente. Donna di 3 attaccava un pochino di più le case chiare, a mio avviso. Poi, Certo. non so, poi lui magari poteva non prendere in G2, poteva fare No, no, altre è che cose. tu hai visto in modo molto lungimirante. Donna di 3, hai già pensato a un po' di cose. Io, quando ho visto questa struttura qui dell'arrocco, del Pensavi di più un fianchetto, attacco standard tipo sfianchettamento? sì, perché più che altro su questa impostazione dei pedoni dell'arrocco, del fianchetto, tutti sul bianco, ho detto ok, quei pedoni sono molto forti, probabilmente non bisogna giocare sulle case chiare, e invece è stato donna di 3 e in effetti era molto molto forte. No, 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 non lo so, penso che anche Donna di 2 vada molto bene, penso che siano due mosse diverse, no? Due mosse diverse. Qua, ok, dopo Donna di 2, alfiere per Torre G1, penso che vada bene, alfiere B7, qua forse, non so se andava bene, qua le mosse secondo me sono arrocco lungo, H4 o alfiere H6, no? Probabile che magari alfiere H6 fosse ottima, Sì, magari, qui sì, esatto, o esatto. arrocco lungo magari, no? Per fare H4 dopo, ma anche H4 non può essere del tutto cattiva. Lui ha fatto cavallo di 7 e qua non so se c'era di meglio, ma a Rocco penso Sì, che abbiamo comunque gioco, perché se lui gioca B4, no? Cavallo a 4, lui cattura in E5, no? E giochiamo di per E5, lui gioca donna per D2. Penso che del gioco ci sia comunque, no? Lascia stare che magari il nero dovrebbe stare bene, no? Se ha cambiato le donne, però certo, comunque il pedone in B4 è debole, no? Potremmo giocare, non so, alfiere per D2 e attaccare B4, no? Ovvio che magari certo, il nero qua sta bene, certo. però ti volevo far vedere anche una cosa che
se lui avesse cambiato tutto dopo al Rocco, cavallo per E5, di per E5, donna per D2, torre per D2, Sì, è un altro, ok, sto ancora rompendo le scatole su donna D2. sì. No, è una delle cose per cui l'avevo scartata è che pensando in cose di questo tipo, non in questa posizione, in cose di questo tipo, se si cambiano le donne in D2 o se ho ancora un pezzo in D2, che è una casa di cambio della donna così, cavallo E4 ora guadagna un tempo sulla torre, no? Certo. Immaginati che noi avessimo avuto la donna in D3, no? Si fosse cambiata in D3, la nostra torre fosse già in D3 adesso, noi potremmo semplicemente prendere in E7 senza preoccuparci della torre, no? Con la donna in D3? No, dico, alla mossa 14, no? Cavallo per E5, D per E5, donna per D2, no? Donna per D2 scacco, torre per D2, no? Sì, Qua lui ha cavallo E4, no? Con attacco sì, doppio contro D2 e l'alfiere in G5, no? sì. Cioè, se la donna già da prima fosse stata in D3, no? In una situazione simile, Ah, ok, ok. dico, e avessimo cambiato la donna in D3, no? Non avessimo pezzi in D2, non ci Eh, sarebbero attacchi doppi di cavallo in E4, no? ok, Potremmo magari ignorare e prendere in E7, non so se mi ok, ok. spiego. No, no, ho Cioè, io capito. pensavo che la donna in D2, no, è sempre esposta a cavallo E4, no? La donna un pezzo che Certo. lo cambia. Questa era una cosa, però, dopo cavallo A4 lui doveva cambiare. Però, ok, io sto sostenendo la tesi che donna di 3 sia meglio perché mi piace, perché mi piace di più, però cioè, anche tu potresti sostenere la tesi contraria e non lo so se è meglio, è solo questione di gusti, ripeto. È anche possibile che probabilmente qua forse il bianco, forse avremmo dovuto giocare in modo diverso, forse avremmo dovuto mettere la donna in F4, no? Per evitare il cambio delle donne, ma comunque dopo A5, donna E2 va bene secondo me. Io pensavo donna F4 magari quando abbiamo fatto donna E2, ma donna F4 potrebbe essere un'alternativa, ma donna E2 penso che hai scelto tu, penso sia una grande mossa, penso che sia ottima, meglio di donna F4. Ecco qua, allora qua secondo me una regola fondamentale, allora posizioni con gli arrocchi contrapposti, qua infranto una regola generale che è non toccare i pedoni di fronte al proprio re, no? Cioè H6 è proprio l'errore che uno sta aspettando, no? E la mossa che ha fatto, no? Cazzarola, sì. Io ho infranto una regola, cioè i pedoni del proprio arrocco non sono da toccare qua, alfiere per e per, e qua a questo punto dovremmo qua il tempo era molto poco, e qua penso, cioè cavallo per G6 era la mossa più positiva, torre per G6 è il tentativo di cercare una vittoria immediata, no? Prima di perdere di tempo, cavallo per Certo, G6 probabilmente decide la partita perché non sacrifica nulla, no? Non certo. sacrifica il cavallo, attacca la torre, so lui giocherà torre 8, noi mettiamo la donna in H5 in G4, poi faremo una scoperta di cavallo e questa dovrebbe essere una facile vittoria, no? Sì. Forse era meglio giocare così, però diciamo che presi dalla foga, torre per G6 comunque è buona, però è più complessa, no, da gestire. Ho giocato F per G5, torre G1, donna per H4, torre per G7, re H8, che questa partita deve essere vinta probabilmente, no? Però con poco tempo è molto difficile. Qua Sì, D per purtroppo. E5, non so se qua bisogna farne una, no? Non so se forse qua dopo quando noi abbiamo fatto D per E5, forse avevamo donna B5, no? Con attacco contro B7 D7 forse, no? Sì. Forse era ancora più forte, no? Un attacco di questo tipo. Se lui muove il cavallo in B6 potremmo mettere, non so, la donna in E5, no? Catturiamo in E5, ora minacciamo uno scacco di scoperta lungo la diagonale, no? Certo, Cosa ne pensi? assolutamente. Però Anzi, ok, di per E5 questo deve essere sempre buono. Poi qua ormai si muoveva, no? Per no, donna F4 scacco, re B1, cavallo per E5, cavallo C5, donna F3, donna B5 e dopo cavallo G6 qua ancora non c'era tempo probabilmente qua. Dopo cavallo G6 si poteva giocare torre 1 per G6 e su F per G6 magari donna di 7, no? E la torre in settima insieme alla donna all'alfiere in B3 danno matto, no? ok, ok. Forse c'era questa vittoria dopo torre per G6, per G6 qua probabilmente c'è già scappata la partita, però lì con un minuto, no? Bisogna...
Cioè, con un secondo bisogna muovere, ma comunque secondo me la partita è stata molto intrigante perché Molto. abbiamo visto attacchi e contrattacchi, poi lì con poco tempo non siamo riusciti a gestire la parte finale, però secondo me magari cioè, con l'incremento, con un po' più di tempo avremmo potuto avere delle buone chance, no? Dopo che ha giocato H6 soprattutto. Certo. Sì, 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 assolutamente. Qui con un paio di minuti sicuramente sarebbe risolta la posizione. sì, E va bene, sicuramente. va bene, va bene. Sì. Ok, Speriamo la prossima di fare meglio, magari la prossima magari investiamo un po' più di tempo nella ricerca della partita e proviamo a giocare con un po' più di tempo, no? esatto, 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 perché così anche, insomma, anche chi ci segue può ascoltare poco i nostri ragionamenti perché siamo costretti a muovere per via del tempo. Va bene, dai, la prossima volta sicuramente ci rifaremo, però la prossima volta giocheremo col tuo account e quindi troveremo magari... Sicuramente, ci rifaremo, vediamo. Va bene, alla prossima, ciao! Ciao, ciao. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!